prima volta in diretta nel nostro studio, Filippa. E con noi il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Buonasera Presidente. Buonasera. Benvenuto. Buonasera, grazie. Posso dire? Prego. Prima volta lo studio è bellissimo, dal vivo. Ha visto? Anche da casa, intendiamoci, ma dal vivo è ancora più bello. Sì, è uguale, è rimasto uguale quello. Anche in passato, se fosse venuto, l'avrebbe visto identico. Però siamo più allegri adesso, diciamo, siamo più sereni. Vero, vero. Presidente, io non vorrei sprecare l'occasione, che ho tante domande da fare da tanti anni, quindi vado. Ah, quindi sono accumulate. Sì, alcune sono proprio... Ritorniamo al passato. Anche un po'. Prego. Senta, però parliamo del presente intanto. Il suo giudizio, diciamo, sul governo Meloni è molto severo, per essere eufemistico, no? Però l'ascesa del gradimento nei confronti della Presidente è inarrestabile. Perché secondo lei? Ma io la spiegazione mia personale che mi do è questa, che Giorgia Meloni è riuscita a costruire una narrazione politica molto persuasiva e convincente durante la campagna elettorale, avvantaggiata dal fatto che sia rimasta fuori dal governo di salvezza, di salute pubblica, quindi non si è contaminata. Governo Draghi, dice. Governo Draghi. E di lì quindi ha costruito una postura, una posizione, una prospettiva in cui ovviamente avrebbe risolto tanti problemi, a partire, lo sappiamo, dall'immigrazione, accise sulla benzina, sarebbe andata in Europa restituendo addirittura o accrescendo la credibilità dell'Italia a livello internazionale. E queste sono tutte le sue critiche, però poi alla prova dei fatti lei dice tutto questo non è avvenuto e io le chiedo, e perché continua a salire il gradimento? Io me lo spiego in questo senso. Per quanto sia abbastanza evidente, adesso al di là delle opinioni soggettive, che su molti di questi passaggi non stia accumulando successi, diciamo così, in realtà spesso giravolte e fallimenti, però vede questa illusio che si è creata, questo rapporto anche che ha creato con i cittadini, non è facile che si rompa presto. Siamo a poco più di un anno e forse anche chi l'ha votata in questo momento non vuole ammettere a se stesso di poter aver puntato in modo sbagliato o comunque non soddisfacente. Però è chiaro che il contesto, secondo me, è tale che si sta scontrando con un principio di realtà. E il principio di realtà dice, ovviamente, contribuirà e sta contribuendo a incrinare questa narrazione politica. Perché il fatto di andare in Europa e ritornare con un patto di stabilità che soffocherà la crescita italiana. L'Istituto Bruegel, molto autorevole, parla di meno 12 miliardi. È uno dei più autorevoli che abbiamo in Europa e a livello internazionale. Meno 12 miliardi. Lei continua a dire, è venuta in Parlamento l'altro giorno a dire no, avremo più 35 miliardi di soldi freschi. Ma una bugia... Ma cosa si sarebbe potuto fare di meglio secondo lei rispetto al patto di stabilità? Ma guardi, io sostengo questo. Cosa c'è di sbagliato, insomma, per essere pratici? Io non sto dicendo che io ho portato 209 miliardi e lei meno 12 miliardi. Può essere anche banale. No, lei l'ha detto adesso. Allora, sì, no, ma voglio dire, il tema non è questo. Il problema è che sono passati 16 mesi. Voi avete visto combattere una battaglia? Avete capito qual è la posizione dell'Italia? Avete sentito conferenze stampa? Avete sentito un Presidente del Consiglio che ha girato le cancellerie europee come feci all'epoca io per persuadere la maggior parte dei paesi che erano contrari? Io non ho visto combattere una battaglia. Si sono ritrovati con questo... È stato chiaro in Parlamento l'altro giorno. Patto di stabilità e crescita. Poi anche lì, altra postura, noi saremo fortissimi, saremo incorruttibili contro i poteri forti, eccetera. Questa narrativa funziona sempre. Ha preannunciato una norma sugli extraprofitti, 2 milioni da prelevare alle banche. Se l'è rimangiata, quei 2 miliardi sono stati prelevati dalle tasche dei cittadini e così via. Quindi su ogni passaggio, diciamo, c'è un contrasto, una falsificazione di quella narrazione politica. Non credo che questa prospettiva possa reggere a lungo. Presidente, ma senta, ma alla luce di quello che sta dicendo, lei non pensa che sia stato un grande errore da parte del Movimento 5 Stelle a far cadere il governo Draghi? Guarda, il Movimento 5 Stelle può... Cioè non dice mai a se stesso, ma che ho fatto? No. A parte, guardi, che... Non era il solo, certo, però insomma, è stato però determinato. vorrei ricordarlo, perché sembra
quando c'è stato Draghi qualcuno l'ha detto anche, qui non andremo più alle elezioni, non serve più votare. Comunque avremmo votato dopo 5 mesi, quindi probabilmente la situazione sarebbe peggiorata, ma col governo Draghi lo dico in sintesi. C'era di mezzo l'elezione del Presidente della Repubblica. No, però lo dico in sintesi. Il governo 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle con grande responsabilità ha sostenuto un governo che nasceva come tecnico di un super banchiere accreditato prestigioso che non era certo nelle nostre corde, ma l'abbiamo sostenuto per responsabilità politica. Poi è successo ovviamente che non siamo stati su tanti passaggi, a partire dalla riforma Cartabia, a partire da tanti altri momenti, non siamo stati ascoltati. Eravamo il partito di maggioranza relativa. Abbiamo posto un documento, se ricordate, il 7 luglio del 2022. Onestamente non ce lo ricordiamo. Con questioni politiche molto serie. Non abbiamo avuto soddisfazione. A quel punto lì, poi permettetemi, c'è stato uno smottamento che non è dovuto al Movimento 5 Stelle. No, ma senza tornare dietro... Sia Draghi che il Partito Democratico hanno appoggiato nei fatti la scissione di Di Maio. A quel punto lì si è increato anche il rapporto di lealtà e fiducia. No, me l'ho chiesto se alla luce del presente non è pentito. Ma non si può fare coi se e coi ma. In ogni caso io dico che se avessimo continuato l'esperienza di Draghi ancora 5 mesi, probabilmente la Meloni arrivava al 35%. Quindi, insomma, dice che... Visto che era all'opposizione e godeva, diciamo, di questo smarcamento. Adesso quante opposizioni ci sono? 2 o davvero c'è un'opposizione unica fra i 5 Stelle e il PD? Allora, non c'è un'opposizione unica nella misura in cui non c'è un'alleanza, una federazione tra Movimento 5 Stelle e PD. Siamo 2 forze, quelle più consistenti in questo momento, che sicuramente si ritrovano su alcune battaglie, si iniziano a ritrovare su alcune battaglie importanti. C'è un percorso, c'è una traiettoria, non c'è domani mattina da offrire, e questo è anche positivo da un certo punto di vista, un'alternativa di governo, perché abbiamo bisogno, lo diciamo chiaramente ai cittadini, per offrire un'alternativa di governo credibile, che significa che se dovessimo avere questa investitura da parte dei cittadini, il giorno dopo dobbiamo sapere cosa fare e non possiamo litigare. Non possiamo fare come fanno loro, che allora una riforma a te, un'altra a te, la terza a te, ci mettiamo d'accordo, sfasciamo l'Italia. Quindi in questo senso il Conte 1 con la Lega dice... Conte 1 è stato un governo di necessità, lo ricordiamo, dopo 3 mesi, non è stato un governo di elezione. Però vi eravate messi d'accordo sul programma. O si tornava a votare. Ricordiamo che il PD rifiutò all'ultimo, dopo io non c'ero ancora, negoziazioni in corse, ci fu lo scarto di Renzi, abbandonò il Movimento 5 Stelle dopo varie negoziazioni riservate. A quel punto lì, dopo 3 mesi, o andavi con un contratto di governo dettagliato, provavi questa esperienza di governo, o si ritornava a votare. Senta, ma immaginiamo che ci stiano guardando elettori dell'opposizione, quindi diciamo dei 5 Stelle o del PD. Un elettore di sinistra, la dico insomma in modo massimalista per fare presto, come fa a fidarsi di una forza che era con la Lega a votare i decreti sicurezza, a chiamare i taxi del mare alle barche, eccetera, eccetera? Non da parte mia, taxi del mare, quella roba. Vabbè, fu il vostro ministro. Guardi, perché se uno guarda... Scusi, completo la domanda. Voi siete quella cosa lì, cioè quel partito, quel movimento che era con la Lega a dire decreti sicurezza, una delle cose onestamente più, diciamo, di destra fatte nel nostro paese, o siete una forza oggi che può stare col PD, per esempio Ius Soli? Mi ha fatto tante domande. No, è una. Allora, come stanno insieme lo Ius Soli e i decreti di sicurezza? Io sono quello che a caldo dopo 2 mesi portai una strategia multilivello per la gestione dei flussi migratori che sottoscriverei ancora oggi e ha cercato di dare una svolta in Europa. Poi ovviamente c'era Salvini che diceva porti chiusi, ma vorrei ricordare che sono sempre sbarcati poi tutti, con le difficoltà che conosciamo. Io sono quello che ha risposto a Salvini, si trattava della Sea-Watch e Sea-Eye. Lui disse no, donne e bambini hanno vicino Malta, va bene, li vado a prendere io con l'aereo e li porterò io. C'è stato poi anche uno scontro da ultimo e via discorrendo. Quindi non è che abbiamo condiviso completamente questa prospettiva, però agli elettori che sono a casa e che chiedono evidentemente che cosa abbiamo fatto in quel primo governo, vorrei ricordare che quel primo governo noi abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, lo spazza corrotti, abbiamo impostato il decreto dignità, abbiamo realizzato, scusate, il decreto dignità, poi abbiamo continuato, poi è venuto anche le manette agli evasori nel governo Conte 2 e abbiamo impostato anche la riduzione del numero dei parlamentari. È stato un governo fortemente progressista nell'indole.
soltanto che dopo, per un processo di maturazione del Movimento 5 Stelle, quando ne ho assunto io la leadership, ho voluto chiarire anche questo in una carta dei principi e dei valori che ritengo che attualmente sia il manifesto progressista più avanzato delle forze politiche. Quindi lei si definirebbe un movimento progressista. In Europa qual è la collocazione? Anche lì voi siete stati con Farage, cioè avete avuto una collocazione... Vabbè, lei parla della notte dei tempi. Però, insomma, però Brexit, quindi insomma eravamo lì. Assolutamente, quando c'era all'inizio, sa, il movimento, ma questo... Ma oggi, le chiedo oggi infatti dove... Oggi noi siamo sicuramente in un'area progressista, come anche in Italia, non possiamo ovviamente lavorare con forze conservatrici o addirittura reazionarie. Per quanto riguarda in Europa vorrei ricordare però, e siamo sempre nel Conte 1, un altro punto da ricordare che non deve essere dimenticato è che quella pattuglia degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle è stata fondamentale per eleggere a von der Leyen questa commissione, quando invece la Lega Salvini votò contro. Quindi abbiamo dimostrato anche nel Conte 1 che alcune direttrici e idee chiare ce le avevamo ben precise, oltre a quella prospettiva riformistica che ho detto. Senta, sempre per far capire agli elettori che ci stanno guardando in vista, parlo delle europee evidentemente, che cosa vi unisce e che cosa vi divide col PD? Se lei proprio dovesse... Lo dica chiaramente, se no poi Grillo dice che lei non si capisce quando parla, quindi lo scrivo allora, lo scrivo. Faccio un disegnino. Allora, per quanto riguarda, c'è una battaglia che abbiamo condiviso, il PD finalmente si è convinto del salario minimo legale a 9 euro e questo è importante, un importante passaggio. Ovviamente noi siamo contro il lavoro precario, quindi quel decreto che è stato fatto il 1° maggio dal governo lo consideriamo fortemente di segno reazionario. Noi dobbiamo creare maggiore stabilità al lavoro di qualità, perché altrimenti i giovani non possono comprare casa, non possono mettere su famiglia. Su alcune cose ho visto anche che il PD sta convergendo sulla riduzione del tempo di lavoro a parità di salario, che va avviato in termini sperimentali in alcuni settori ad alto impatto tecnologico, non può essere una misura universale. Ecco, su queste cose iniziamo a convergere, vediamo che il PD inizia ad essere su questa stessa traiettoria. Su alcune altre ovviamente non ancora ci siamo. Sapete benissimo che il sindaco di Roma, il sindaco Gualtieri di Roma del PD, sta realizzando un mega inceneritore che per noi è una follia per una forza politica che si autoqualifica progressista e quindi vota decisamente in direzione della transizione energetica. Per quanto riguarda il contesto internazionale, sicuramente con Letta il PD ha indossato il caschetto del bellicismo spinto per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino e noi assolutamente, pur in un contesto molto critico, difficile, abbiamo ritenuto che quella spirale di una strategia militare con escalation sempre progressiva non avrebbe portato a nulla. Siamo stati, permetta di dirlo, dei facili profeti. Mi permette di fare una domanda, ma siamo tutti d'accordo ci permettiamo, certo, ci permettiamo reciprocamente. Che gentilezza, vedi che bello. No, sono fatti passi avanti. Grillo al suo tempo aveva mandato tutti. Voglio dire, guarda, però l'ha invitato. Poi siamo arrivati. Poi ho visto l'ha invitato certo, subito. È un mio mito lui, io ho cresciuto con lui. Siamo tutti un po' cresciuti con gli spettacoli di Grillo. Senta, ma sulla pace siamo tutti d'accordo. Il tema è che quale pace? Non dovrebbe essere l'Ucraina a sceglierla per se stesso, anziché dirgliela noi? No. Questo discorso io l'ho detto da subito, non è corretto quando si è detto sceglierà Zelensky. Se noi diamo aiuti umanitari, forniture militari, aiuti nella ricostruzione, si parla già di 500 miliardi solo adesso per ricostruire quel che è stato distrutto e abbiamo tutto questo, offriamo questo supporto militare, le misure finanziarie. Finanziamo, non paghiamo. Possiamo dire Zelensky decidi tu, ci mettiamo intorno a un tavolo, ma soprattutto il tema è un altro. Qual è la via d'uscita? Ecco, quando lei diceva, io non perché sia un esperto di strategie militari, ma l'abbiamo detto all'inizio, io sono inorridito quando ho sentito la Meloni venire in Parlamento e dire io scommetto sulla vittoria militare sulla Russia. A parte che non si scommette per le guerre altrui, peraltro, per procura, combattute per procura, ma era evidente
che con una potenza militare quale era la Russia, con 6.000 testate nucleari, non era saggio abbracciare questa spirale, questa escalation militare senza via d'uscita. Allora sarebbe stato più saggio, come abbiamo suggerito noi, dall'inizio. Abbiamo chiesto e implorato Draghi e il governo successivo impostare un negoziato di pace. È faticoso, non facile. Anche di capire come. Però se assolutamente non imposti il negoziato di pace, cosa succede? Quello che sta succedendo adesso, anche i nostri governanti, i nostri ministri, stanno, fateci caso, cambiando linguaggio. Stanno predisponendo l'opinione pubblica al fatto che qui la guerra non si vince. Trump ha detto che in un giorno lui la risolve. A parte Trump. Però, guarda, ma lasci stare Trump, anche il Congresso americano ha votato no alle armi, il Congresso americano, come il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché alla fine si sta realizzando, parlano di stanchezza, un eufemismo che si usa per le opinioni pubbliche occidentali. Certo. In democrazia si va a votare e si inizia una presa di disimpegno militare. Non sarebbe stato meglio da subito impostare un negoziato di pace? Man mano che passa il tempo, ci si avvicina in particolare alle elezioni americane, si riduce il potere negoziale del fronte occidentale. Presidente, io voglio fare 3 domande secche. La prima, visto che abbiamo parlato di Trump, io ho chiesto prima ai giornalisti presenti se per il nostro governo è più conveniente la vittoria di Biden o di Trump, lo chiedo anche a lei. Lei con Trump aveva un rapporto personale buono, la chiamava per nome seppur sbagliando l'ultima vocale, ma insomma, lei preferisce Trump o Biden? Guarda, io credo che chiunque, adesso vedremo poi quando si definirà esattamente il contendente. Certo, però lei... Io credo, guardi, io faccio interesse dell'Italia. Quindi con Trump ho cercato di coltivare un rapporto per tutelare l'interesse nazionale e poter dialogare anche, permettetemi, lo dico un po' immodestamente, ma non dobbiamo essere modesti dall'Italia, da pari a pari. Cioè quello che io chiedo anche ai governanti che abbiamo adesso è di poter, nel quadro di un'alleanza, parlare in modo franco. Questo vale per Biden, vale per Trump e per chiunque sarà. E la postura dipende ovviamente da come tu vivi il contesto. Se tu pensi di doverti accreditare a livello internazionale, vai lì molto modestamente. Questo è chiaro. Però non ho capito se lei preferisce Biden o Trump. L'ho detto, l'uno o l'altro, se mai mi trovassi... Beh, non mi può dire che sono la stessa cosa. Cercherei di tutelare. No, ma io non parlavo della sua responsabilità di governo, la sto parlando di Giuseppe Conte, non del Presidente del Consiglio. Lei si sente più vicino ma guardi, all'istanza? Hanno due approcci ideologici completamente diversi. L'uno ovviamente potrebbe essere più vicino alla sfera progressista e l'altro no. Però poi, per esempio, sulla guerra potrebbero invertirsi le cose. Quindi io non... Vabbè, non me lo vuole dire, insomma. Ma non ha senso che io mi metta se lo chiede a me glielo dico. Per l'uno e per l'altro. No, ma se me lo chiede io glielo dico. Quindi per me Biden senza dubbio, cioè uno che tenta l'assalto a Capitol Hill e dà il benvenuto a Capitol Hill. Io sull'assalto a Capitol Hill ho preso le distanze. Ho capito, però le sto chiedendo fra Biden e Trump. Allora, se ci quanto riguarda... Quella, l'ho detto chiaramente, è una pagina nera della democrazia americana. Ho capito, però non è sufficiente per lei... Lasciamo che i giudici facciano i loro accertamenti e le loro verificazioni. Senta, prima ha nominato un altro argomento che è importante, importantissimo, la transizione ecologica, che è una delle bandiere del Movimento 5 Stelle. Grillo, da grande visionario, ne parlava tantissimi anni fa. Ed è un argomento, secondo me, molto sottaciuto rispetto alle esigenze del presente e del futuro soprattutto. Ma i soldi dove si prendono per fare la transizione ecologica? Cioè, che cosa si pensa? Una patrimoniale? Cioè, lei dove prenderebbe i soldi per questa transizione ecologica? A parte che, guardi, la transizione ecologica, si è parlato tanto di superbonus, lì la transizione ecologica si è realizzata già col superbonus e si realizza con le comunità energetiche che consentono il taglio delle emissioni di CO2 e grande risparmio per quanto riguarda dei costi energetici, efficientamento, e quindi ci consente una rigenerazione urbana che poi ce l'impone l'Europa. Allora, oggi come oggi, io dico, siamo già nella dimensione di investire maggiormente nelle fonti rinnovabili, con vantaggio reciproco. Quindi i soldi che oggi noi stiamo utilizzando il governo vuole realizzare un hub del gas, ma ormai il gas è fonte fossile, lo sapete, siamo già... dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo investire per quello che succederà fra 10, 20, 30 anni. Addirittura anche in Cina gli investimenti delle fonti rinnovabili hanno superato quelle per fossile.
E da questo punto di vista io dico, anche adesso che c'è il vertice Italia-Africa, che viene adesso reclamizzato, e io sono un tifoso dell'Italia, quindi spero che questo vertice sia un utile confronto. Ma cosa stiamo portando a questo vertice? Cos'è questo piano Mattei? Per adesso è ancora una struttura di missione, una cabina di regia, non c'è ancora nulla. Non abbiamo capito, il governo diceva che era già pronto, poi ha detto lo scriviamo insieme al Parlamento, adesso lo scriviamo con i paesi africani e di là insomma si sposta sempre là. Ma il problema vero sa qual è? Che dobbiamo stare attenti, perché se questo piano significa valorizzare, cercare di migliorare l'approvvigionamento energetico di gas dell'Italia e diventa un po' il piano dell'espansione fossile di Eni in Africa, noi siamo al passato e non riusciremo a regolare i flussi migratori. Altro obiettivo di questo governo che interessa anche a noi, regolare i flussi migratori, perché storicamente l'investimento nel fossile ha portato corruzione, instabilità politica, più povertà, anziché migliorare le condizioni. Quindi stiamo attenti a mal impostare il dialogo con i paesi africani. Il partenariato tra uguali non lo si può fare se devi creare nell'interesse dell'Italia l'hub europeo in Italia, certo, riportando indietro le lancette dell'orologio della storia. Presidente, su Biden e Trump non mi ha risposto, però questa domanda mi deve rispondere. Ius Soli, lei è favorevole o è Assolutamente no, io sono per lo Ius Scholae e lo Ius Culturae. È un altro elemento che ci differenzia. Spieghiamo al pubblico. Quindi allora, Ius Soli vuol dire chi nasce in un paese ha il diritto alla cittadinanza di quel paese, Ius Scholae, dopo un percorso, per esempio scolastico di qualche anno, adesso è impossibile praticamente, che ci vogliono 18. Quindi è assurdo. Noi abbiamo già presentato la scorsa legislatura, abbiamo ripresentato anche questa e ci battiamo perché se un ragazzo che si è emigrato con la famiglia, sia in Italia, dopo un ciclo scolastico anche di 5 anni, possa acquisire la cittadinanza italiana. Quindi non per nascita. Perché quello diventa un meccanismo di integrazione vera rispetto al nostro patrimonio culturale, alle nostre tradizioni, alla conoscenza della nostra cultura. Invece il fatto dello Ius Soli significa che semplicemente tu nasci sul suolo italiano e acquisti la cittadinanza e la maggior parte dei migranti invece vanno in Germania, Austria, Svezia, Francia. Aggiungo. No, dico però che è quello che è capitato a noi due. Com'è? Che è quello che è capitato a noi due. Siamo nati in Italia per caso e siamo diventati italiani. Beh, non per caso immagino. Beh, insomma, però non abbiamo scelto. Non scherzerei, ma lo dico... Non abbiamo scelto. No, però attenzione, lo voglio chiarire. Perché noi abbiamo già lo ius sanguinis, che è il sistema per l'ascendenza paterna e materna. Se aggiungiamo, mentre negli Stati Uniti hanno lo ius soli e non lo ius sanguinis, se noi aggiungiamo lo ius sanguinis allo ius soli, si crea un'alterazione del sistema. Ecco perché è più razionale e giusto aggiungere lo ius culturae o scholae che dir si voglia. Lo ius soli, ripeto, è la mera occasione. Per un paese di transito come il nostro non va bene. Ma lei torna un'altra volta anche a trovarmi, adesso devono passare altri 10 anni. Beh, questo dipende da lei. No, dipende da lei, guardi, l'assicuro. Io la invito sin d'ora. Allora prendo l'impegno davanti a tanti testimoni che assolutamente tornerò volentieri, così continueremo la nostra conversazione. Sarà un grande piacere. La ringrazio davvero molto, Presidente. Grazie a tutti. Grazie.